un'altra caratteristica appunto dovuta a questa molto spesso antichità, questa età dei nomi di luogo, è il fatto che si conservano per tantissimo tempo, anche quando cambia la popolazione, anche quando la popolazione cambia la lingua. Se pensiamo a un nome come quello di Aosta, che deriva da questa parola latina Augusta, dobbiamo immaginare quante lingue ha attraversato questa parola prima di arrivare alla versione, diciamo, di Aosta, dal latino popolare, al franco-provenzale, francese, italiano, ne abbiamo di tutti i colori, tenendo anche conto di tutte le versioni che questo nome ha assunto nei vari patois che noi abbiamo in Valle d'Aosta. Quindi abbiamo Uta, abbiamo Uja, abbiamo Usta, abbiamo Uta, sono tutte evoluzioni fonetiche della stessa parola. Chiedo a voi se c'è qualche cosa diversa da quello che ho scritto qui. No, Uja, noi abbiamo Uja. Ok, benissimo. E quindi questo è quanto. C'è questa caratteristica quindi della toponomastica, nomi spesso opachi, che si conservano molto a lungo. Anche nel caso di Aosta abbiamo un nome di 2000 anni, ma ce ne saranno probabilmente di più antichi. Anche i nomi di tutte le zone che abbiamo qua intorno, magari dei prati, dei campi, sono nomi che hanno centinaia di anni, che hanno continuato a vivere solo magari in forma orale e che non sono mai stati scritti se non recentemente. Ora, come ha detto anche prima Cristiana, la toponomastica è una scienza, quindi ci vuole un metodo quando ci si occupa di toponimi, e molto spesso si ha difficoltà nel far capire come sia appunto come il metodo usato nelle materie umanistiche sia di fatto quello che viene usato anche per materie più tecniche, dove si raccolgono dei dati, tanti dati, si fanno delle medie, si fanno delle percentuali, si fanno delle ipotesi, si tengono dei risultati sulla base di quello che si ha e non di quello che forse si è sentito dire. Quindi a volte bisogna anche avere il coraggio di dire non si sa, semplicemente perché non si hanno i dati per poter dire questo nome deriva da un etimo piuttosto che un altro. La toponomastica ha anche un po' una brutta reputazione proprio per questo, nel senso che a volte non si può dire e a volte si fanno delle proposte di etimologie che sono un po' troppo fantasiose, e quindi la toponomastica ha un po' questa brutta reputazione. Però succede anche che tutti vogliono occuparsene, un po' come gli allenatori di calcio della nazionale, tutti vogliono essere allenatori, tutti vogliono dire la loro. Una cosa è dirlo quando non si è del campo, un'altra cosa è riuscire a fare una ricerca e dare il proprio apporto quando si sa quali sono tutti i passaggi che bisogna fare. E molto spesso si hanno, per esempio, appunto scritto attenzione alle pubblicazioni, perché quando io ho cominciato i miei studi di toponimastica andavo molto ingenuamente un po' a prendere tutto quello che c'era. Pian pianino ho imparato che ci sono determinati testi, determinate pubblicazioni che sono meno affidabili di altre. E, per esempio, una cosa a cui mi hanno subito detto di fare attenzione alle pubblicazioni di prima del 1950, per un semplice motivo. Anche quelle fatte da mostri sacri della linguistica e della glottologia italiana, come questi nomi qua, Alessio, Battisti, Bertolli, anche Devoto. Perché? Per un semplice motivo. Prima degli anni 50 c'era una specie di moda, che era quella di contrapporre i cosiddetti indoeuropei ai cosiddetti pre-indoeuropei. Non so se avete un'idea di che cosa sto parlando. Si parlava
possibilità di usare la toponomastica per raccontare la storia anche antichissima, il che è giusto perché appunto i toponimi si conservano in maniera incredibile, anche i più antichi, e gli indoeuropei sono quelli che avrebbero colonizzato l'Europa in tempi antichissimi. Fino a non troppo tempo fa si contrapponevano gli indoeuropei a quelli che abitavano prima l'Europa, prima dell'arrivo degli indoeuropei. Il problema è che con il tempo si è notato che da una parte gli archeologi, da una parte i linguisti, non si era mai d'accordo veramente su quando questi indoeuropei sarebbero arrivati dall'est per arrivare in Europa, e c'è proprio